in Afghanistan. Sì, hai ragione, guarda, ora lo sento anche mamma mia per forza. Non dovrei andare in biblioteca ed ho lasciato qua il foglio da firmare, quindi non ho ancora fatto il caso di farlo. Però aspetta un attimo, è uscita che è ragazzi, già dopo lavoro, ciao, ciao. Svegliate amore mio, sveglia, è pronto già il caffè, ho comprato anche i biscotti, quelli con la cioccolata, di cui sei innamorata, sì tu lo sei di me, e tu sai, e io lo so di te, bella vita che ci dà questa grande opportunità, io ti guardo mentre mangi quei biscotti o caffè, voglio stare sempre con te, che sei fantastica. Scusate se interrompo questa frenetica attività lavorativa, ma vi comunico che sono arrivati. Chi sono arrivati? I tuttologi, istruttori, quelli che ci terranno il corso estivo facendoci saltare a piempare le nostre meritate vacanze al mare. Sono già arrivati? Certo, ma dove sono? Sono di là con Lucilla, è un uomo e una donna, e ho sentito dire che vogliono vedere tutti gli insegnanti, che tra poco saranno qui. E io, addio alla parrucchiera, ma voi cercate di assumere un'aria una volta ogni tanto un pochino più intelligente, Vedo. Senti, l'intelligenza non fa parte della mia specializzazione. Io sono l'insegnante di educazione fisica. L'importante è faccia dentro e petto fuori. Ma come sono giovani, spero? Sì, giovani, sì, figuriamoci, saranno due vecchie careate lì. No, caro Matteo, no. Anche se l'abbigliamento lascia un pochino a desiderare, però guardate voi ragazzi, che lui non è niente male. Scusa, ma da quando in qua si giudicano le persone dal loro abbigliamento e dal loro aspetto fisico? Una domanda così potevano farla tutti, ma non te. Che vorresti dire forse, Che vuoi dire? Che io do importanza a come veste una persona per caso, Penso proprio di sì, se no non avresti urlato come una scimmia urlatrice tutte le volte che cercavo di mettermi una camicia che piaceva a me. Una scimmia sarai tu! Ma per forza urlavo! Hai gli stessi gusti di un cammello! Sì, Oh! no, figuriamoci. E dimmi un pochino, l'ultima sottanina verde ti sei comprata quando si stava insieme, bellina, verde, pisello, con l'orlo fucsia. Ma mai, dico mai, che questo signore si sia messo la cravatta? Ma lo vedete come se viene a scuola in queste condizioni? E la camicia? Ma la camicia è sempre fuori da pantaloni, ma sistema di un attimino. E poi, non ha mai saputo abbinare un colore, ma quando impara a abbinare un colore? Quando? Mamma mia, e poi giudica lui. Meno male c'avevi quella bella camicettina rosa, bordata di bianco, e quando te la mettevi i miei amici dicevano: c'è passata la fetta del prosciutto cotto. Basta ora ragazzi, basta,
l'insegnante di fisica, Bolgini fisica, Bolgini fisica. l'insegnante di matematica, l'insegnante di italiano ed infine l'insegnante di educazione E fisica. presto toglierà anche di studio. Molto piacere, io sono il professor Giuseppe Garibaldi. Ecco qua Giovanna d'Arco. No, sempre una parte delle filmati scappati da casa. Convertisce, prego. No, niente, siamo un attimo. Bene, allora noi siamo stati mandati dal Ministero per illustrarvi le fasi che renderanno effettiva la circolare 308. L'avete presente? Bene, allora la vostra dirigente ha già messo il corrente della circolare. Io salterei questo punto e passerei direttamente ai colloqui. Signora Martini, come le dicevo, noi abbiamo bisogno di 2 aule separate per fare colloqui separati con i docenti. Certo. È possibile? Sì, ora le aule saranno tutte occupate perché tra poco arrivano i ragazzi, ma c'è il laboratorio di fisica che è libero. Sì, tanto quello che è ben importante a questa scuola avviene lì, che è molto importante. Anche la palestra è libera, lezione alla quarta ora. Bene, allora io andrò nel laboratorio e la mia collega in palestra. Signorina, sarebbe così gentile da accompagnarmi? Ma certo. Così il colloquio lo inizierò con lei. Ma certo. Dov'è l'aula di fisica? Aspetti qua, venga. Ma anch'io devo fare il colloquio. Ma credo di sì. Credi di sì, come non è sicura? Ma sì, certamente. Tutti quanti dovranno fare il colloquio. Lei cosa ha detto che insegna? Educazione fisica. Oh, bene. Incomincerò proprio da lei. Ma sono loro che puzzano le aspettative. Chissà che vecchi armadi avevano quei vestiti che Oh, però Giuseppe Garibaldi e Giovanna d'Arco. Questa scuola, guarda, l'ha vista proprio di punti. Ci mancano i marziani e poi Sapete cosa vi dico? Sono contento per Antonella che si va via da questa gabbia di matti. No, Matteo, non è detto che se ne vada via proprio lei, L'avete visti i signori che sono appena usciti? Oh, sanno tutto, ma proprio tutto. Come vi chiamavate voi tutt'oggi? Sì, sì. Ma la cosa veramente clamorosa è che i colloqui che stanno effettuando in questo momento servono ad individuare le persone che rimarranno qui ad insegnare indipendentemente dall'età e dalla materia che insegnano. No, Lucilla, no, non è possibile. Te così mi vuoi dire che un insegnante di educazione fisica, cioè Niccolò, potrebbe rimanere qui a insegnare le materie come matematica, informatica, non me lo dire, non è possibile. Ho un altro pacchetto di materie, me lo sono fatto ripetere 2 volte e poi hanno detto l'importante è che siano dinamici. Capito, specialmente a voi donne, no? Quando vi interrogano, dinamici, magari guardate nudo il Charleston sulla scrivania. Smettila, Matteo, mamma mia. Comunque è una buona notizia, Tu prego, una buona notizia il fatto che potrai insegnare in una scuola che sta andando a scartare. Certo. Ho capito. Sapete che siete più bravi voi di quei signori che stanno al ministero? Ho capito, qualsiasi cosa pur di mantenervi in questo posto di passare bene agli occhi di tutti. Bravo. Io farei qualsiasi cosa, Sì. E te lo dico anch'io, qualsiasi cosa farei, anche se dovrei ballare nuda il cielo su quella scrivania, e come lo farei, guarda, non ci penserei neanche un attimo, ci penserei, se lo vuoi sapere. Bravi, avete proprio ragione voi due.
Certo Matteo, guarda, te lo devo dire, che sei veramente bravo, ma bravo a far incazzare le persone. non Li ricominciare. rivolgi proprio a una certa persona. Sì, non state fermi che tranquilli. Io mi levo dalle scatole e mi prendo il colario. Scusate, se sono intervenuto in un momento così poco opportuno. Ma stavo cercando un certo professor Borgini, mi pare, qualcosa del genere. Perché me ne hanno parlato degli studenti di un progetto musicale al quale sarei molto interessato. Guarda Marco Polo, sei sfortunato. Quel signore che è uscito con No, chiamato. davvero. È proprio me ne è uscito ora, guarda. Accidenti. Va bene, grazie. Vedo solo raggiunto. Sempre se non mi ricordate dai corridoi.